Buona serata telespettatori di Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky. Anche questa domenica vi raccontiamo il calcio dilettantistico, a partire dalle ore 21 vi racconteremo anche il calcio professionistico e chiuderemo questa domenica sportiva siciliana tra le 22:15 e le 23 con il penalty futsal. Una domenica importante, quella appena conclusasi nei campi dilettantistici, perché sono stati definiti anche i risultati finali per quanto riguarda playoff e playout e abbiamo anche chiaramente i nomi delle squadre che accedono ai campionati importanti successivi alla categoria dove hanno disputato questa stagione 2015-2016. Diciamo pure che sarà una domenica anche molto on the road, perché le partite si sono concluse da poco più di mezz'ora, quindi non è escluso che ci saranno anche dei collegamenti volanti con molti protagonisti di questa domenica sportiva siciliana. Andiamo subito a salutare come al solito il compagno di viaggio che ritorna in postazione, il nostro Carmelo Puglisi. Buona serata Carmelo. Buona serata a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori, Ettore, ci avviciniamo sempre di più a questo finale di campionato. Tra l'altro sottolineiamo anche la cosa importante: a giugno l'appuntamento straordinario del Penalty Awards, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Stiamo già lavorando. Stiamo già lavorando in stretta collaborazione anche con l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che appunto con Play Village, ma soprattutto con il marchio Penalty, anche per quest'anno premierà i migliori atleti per quanto riguarda questa stagione 2015-2016 dal campionato di eccellenza sino alla prima categoria. E poi durante questo galà, e tra poco saprete anche la data, ci saranno anche momenti di spettacolo e momenti dedicati ai nomi importanti dello sport e del giornalismo. E una festa, la festa del calcio. È la festa del calcio dilettantistico e siamo contenti che con questa sua terza edizione si conferma il progetto appunto del Penalty Awards, legato soprattutto ad un'iniziativa, ad una particolarità rispetto a tanti altri premi, delle nomination, no? Ci saranno delle nomination e si svelerà il nome del vincente ruolo per ruolo solo proprio quel giorno del galà. Sì, è una C'è formula... l'imbarazzo della scelta quest'anno, eh? Sì, infatti ci sono delle difficoltà serie con la redazione, con te, insomma, con tutta la struttura di Penalty per scegliere i nomi da portare in nomination, perché atleti e allenatori bravi questa stagione dilettantistica siciliana ne ha espressi veramente tantissimi, tantissimi. Allora, tra poco parleremo del campionato di Serie D, però prima devo salutare la bellezza disarmante, devo dire, oggi con una miss un po' trasparente, Carmelo. È bellissimo oggi, però è Federica. molto carino l'abbigliamento della nostra Federica Di Benedetto. Grazie Ettore, ciao Federica. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. E voglio salutare quello che in questo momento è fino adesso l'unico ospite che è venuto all'interno del nostro programma, all'interno della nostra scenografia. Parliamo del mister del Santa Croce, Calogero Lavaccara. Ciao buonasera, mister, ben trovato, ben ritornato. Ogni tanto ci vieni a trovare e siamo sempre contenti perché la tua è una bella competenza e dà lustro anche al nostro programma. Piacere mio. Una battuta, com'è andata la stagione? Non come volevamo. Potevate fare un po' di più? Potevamo fare sicuramente forse sulla meglio. Coppa, potevate fare qualche cosa in più sulla Coppa Italia? Ma in generale non... Sei soddisfatto a metà allora? No, non sono per niente Ah, soddisfatto. niente proprio, non prendi niente Quando da questa stagione? non raggiungo gli obiettivi non sono per È niente giusto, è soddisfatto. determinato il nostro Carmelo, È inutile, sarebbe stato un giocatore ma indeterminato. soprattutto, Ettore, è inutile girarci attorno. Se le cose non sono andate come si ci aspettava, come si era programmato, è inutile dire o cercare scuse o alibi. Certo. In questo senso Calogero dimostra di essere un uomo di Certo. calcio. Calogero, ma questo tuo, chiamiamolo insuccesso, ma io non lo ritengo un insuccesso, è dovuto anche alla bravura degli avversari o forse voi potevate fare qualcosa di più in campo? No, sicuramente noi potevamo e dovevamo fare qualcosa di più in campo, specialmente nella fase centrale del girone di ritorno. Siamo partiti benissimo e poi abbiamo avuto una fase centrale in cui abbiamo perso dei punti con squadre sicuramente, con tutto il rispetto, ma inferiori a noi. Punti che poi alla fine si sono rivelati E poi alla assolutamente fine importanti. ci sono mancati, sì. Poi abbiamo ripreso, abbiamo fatto una lunga rincorsa facendo 10 risultati Sì, consecutivi, è però vero. poi quando perdi lo sconto diretto in casa con il Licata e loro si mettono a 16 punti di È distanza. impossibile ormai recuperarli. Non li certo, perdi più. certo, vabbè, diciamo che tra poco ci svelerai anche quelli che sono i tuoi progetti, perché io ho cercato di tirare qualche notizia prima dell'inizio della trasmissione, ma tu ti sei un po' abbottonato, non sai nulla. Secondo me sa tutto, Carmelo. Va bene.
Ok, allora parliamo di Serie D, lo facciamo con Federica, i risultati di questa 16ª giornata di ritorno, oggi domenica 17 aprile. A proposito Carmelo, sei andato a votare? Sì. Benissimo, sei andato a votare? Sei andato a votare? No, io sono di Sciacca, ho la città, È un po' la difficile residenza che a Sciacca, tu per cui possa non andare a posso. Sciacca nel giro di un paio di ore, effettivamente. Bene, allora, risultati di questa 16ª giornata di ritorno. A te Federica. Agropoli Noto 0-2. Città di Scordia 2 Torri 0-2. Frattese Sarnese 3-1. Gragnano Aversa Normanna 2-1. Marsala Cavese 1-0. Palmese Gelbison 2-1. Rende Vigor Lamezia 1-0. Siracusa Leonfortese 2-0. Vibonese Roccella 0-1. Una vittoria importantissima per il Siracusa che un po' inguaia la Leonfortese, ma permette alla squadra di Sottil indubbiamente di fare un grosso passo in avanti in prospettiva Lega Pro. Guardiamo la classifica insieme a Federica, sottolineando appunto questo primo posto importante del Siracusa con 69 punti. Siracusa 69 punti. Frattese 66. Cavese 63. Vibonese 51. Reggio Calabria 49 punti. Due Torri 48. Aversa Normanna 45. Sarnese 43. Gragnano 42. Rende e Roccella 41 punti. Marsale e Noto 39. Agropoli 38. Leonfortese 36. Palmese 34. Gelbison 30 punti. Città di Scordia 28. Chiude la classifica Vigor Lamezia con 24 punti. Serie D che la prossima settimana non si ferma, domenica 24 aprile sarà la giornata numero 17, questi gli incontri nel tabellino. Aversa Normanna Città di Scordia, Cavese Siracusa, Due Torri Palmese, Gelbison Agropoli, Leonfortese Vibonese, Noto Reggio Calabria, Roccella Frattese, Sarnese Gragnano, Vigor Lamezia Marsala, riposerà il Rende. Allora Carmelo, iniziamo dal fatto che c'è stato secondo me un mezzo suicidio da parte dello Scordia, Scordia che aveva avuto in settimana 2 punti dalla Leonfortese riguardante lo scontro ad inizio di campionato, 2 punti che lo hanno rimesso in gioco, ma oggi purtroppo in casa ha fallito un match ball importante perché la Gelbison, come tutti ben sanno, insomma, ha perso a casa della Palmese, quindi sarebbe stata una buona occasione per superarle in classifica e magari possibilmente sperare ancora solo ai play-out anziché una retrocessione diretta. Ma di sperare ancora lo Scordia può Certo, sperare questo perché sì. insomma in queste 3 partite ancora i margini ci sono. È chiaro, come hai detto tu, che un'occasione propizia è stata persa. Lo Scordia, che tutti già davamo per spacciato anche dopo il cambio di allenatore, si è rimesso in corsa, specie dopo la vittoria di Reggio Calabria. Oggi aveva un'occasione importante sulla carta, il Due Torri è tranquillo, è già nella parte sinistra della classifica, però la formazione è divenuto, non ha rischiato, ha onorato l'impegno, ma più che altro oltre ad onorare l'impegno, il Due Torri ha necessità proprio degli ultimi punti che le servono anche per avere quella certezza matematica di restare in Serie D. Li ha trovati oggi, è una vittoria tra l'altro meritata, tra l'altro uno Scordia che nel primo tempo non ha neanche demeritato, ha avuto alcune occasioni per sbloccare la partita, non lo ha fatto ed è stata punita come spesso avviene. Siamo tra l'altro in attesa del servizio di Achille Teghini, quindi magari non proprio subito ma molto presto vedremo appunto il servizio realizzato su questa sconfitta purtroppo dello Scordia. Diciamo che invece notizie ampiamente più positive arrivano dalla parte alta della classifica, dove il Siracusa ha fatto un bel passo verso la Lega Pro, ha superato per 2-0 la Leonfortese inguaiando la formazione di Mirto sempre più invischiata in zona play-out, mentre invece la formazione di Sottil riesce a tenere a distanza la Frattese, che comunque oggi contro la Sarnese ha fatto il proprio dovere vincendo. Vittoria pesanti invece in chiave salvezza per il Marsala, che batte la Cavese per 1-0, e soprattutto per il Noto, che è andato ad espugnare il campo dell'Agropoli. Che non è mai facile.
Ecco, questi sono i risultati della giornata odierna. Se cortesemente dalla regia possono inquadrare adesso la classifica, perché insieme a Calogero voglio fare un quadro ancora più completo, ancora più dettagliato su questo Siracusa che probabilmente, insomma, che dici? Potrebbe farcela. Domenica prossima si va a giocare una grossa fetta di promozione. Infatti, come vedi questa partita con la Cavese? Perché sai, giochi in casa, però giochi contro una Cavese che può sempre dire la sua, anche se da qualche domenica ho l'impressione che abbia un po' mollato, ha perso 2 o 3 incontri che l'hanno un po' ridimensionata. Sì, viene da un periodo un po' difficile la Cavese. Tra l'altro mi hanno detto che delle 3 squadre che erano in testa era insomma la meno accreditata. Sì, è vero. Però è anche vero che in casa uno scontro diretto del genere sicuramente se la giocheranno col coltello tra i denti, come si suol dire, per cui sarà una partita molto difficile che il Siracusa non deve perdere assolutamente per restare prima in classifica domenica prossima. Certo. Guardate ancora la classifica che possiamo ritornare ad inquadrare. Gelbison settimana prossima in casa con l'Agropoli, che attualmente è tra i 4 che vanno nei play-out, mentre insomma lo Scordia va a giocare una partita non certamente facile contro la Versa Normanna. Era una grande occasione quella di questa domenica, peccato non averla sfruttata per lo Scordia, però ancora i numeri insomma danno chance. Peccato perché sarebbe stato indispensabile vincere, però conoscendo il mister Campanella, io l'ho avuto come allenatore, sì, è vero. E conoscendo la sua caparbietà che non molla mai fino alla fine, ancora fino a che la matematica non lo condanna, sicuramente ce la metteranno tutta. Da sottolineare che il Due Torri, come dicevo poc'anzi con Carmelo Puglisi, ha onorato comunque questa sua grande professionalità andando a vincere una partita che le ha dato la sicurezza della permanenza in Serie D, ma nel frattempo ha dimostrato che anche qualche punto importante andava fatto subito e lo ha fatto. Sì, tra l'altro il Due Torri è una buona squadra che gioca un buon calcio. Sì. In un campo bello come quello di Scordia sicuramente è stato agevolato. Sì. Hanno onorato il calcio, hanno fatto bene. Dispiace per il mister Campanella, per lo Scordia sicuramente. Però ancora non hai detto l'ultima parola. Ancora anche perché a mio avviso, Ettore, sì, non so se poi Calogero è d'accordo e tu sei d'accordo, anche il prossimo turno, la terzultima giornata nel girone di Serie D, tutto sommato è sempre favorevole in questo testa a testa con la Gelbison, perché comunque la Versa Normanna è in teoria già salvo, mentre invece il Gelbison ad Agropoli troverà una situazione forse un tantino più complessa, quindi la partita secondo me è aperta. Diciamo che il calendario in questo momento è a favore ancora dello Scordia. È indiscutibile che oggi è stata persa una grande occasione e tornando invece sul Due Torri, il Due Torri a questo punto nei prossimi 720 minuti si va a giocare, nelle prossime 3 partite si va a giocare anche qualche chance di playoff. Anche la gara con la Palmese è comunque una gara alla portata della formazione di Venuto. Anche se credo che probabilmente per il Due Torri già questa posizione assolutamente, è un successo, ma sì, no? ma Mister Venuto credo che abbia fatto un lavoro meraviglioso quest'anno, Calogero. Assolutamente, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Sì. Sono contento pure per Cacciola, una grande dimostrazione che hanno sbagliato a prendere quella decisione. Hai fatto bene a sottolineare un paio di settimane fa, Calogero, perché Gaspare è un grande professionista e ha tirato fuori la squadra quasi matematicamente. È vero. Deve fare il nuovo presidente ha ricompattato tutta questa squadra del Noto e ha veramente fatto la scelta giusta richiamando Gaspare alla guida della squadra. Conosci Gaspare? Abbiamo giocato insieme, abbiamo vinto campionati insieme. Allora non conosco tutto il curriculum di Calogero. Che professionista è, per cui hanno fatto la scelta giusta e Gaspare con i risultati sta dimostrando che... Siamo dalla tua parte perché hai sottolineato una cosa importante, perché credo che Gaspare abbia dimostrato ancora di più la possibilità di salvare una squadra. Ma se non altro ha dimostrato di essere un allenatore competente, un allenatore che ha ancora margini di poter dire qualcosa di importante nel calcio che conta. Io credo che anche anagraficamente ancora Gaspare possa tornare nel calcio professionistico, un calcio che ha conosciuto da calciatore e che secondo me può conoscere anche da allenatore. Va bene, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario, sarà come al solito la nostra Federica a lanciarci la pubblicità e tra poco parleremo dei 2 gironi di eccellenza che quest'anno ci hanno veramente regalato tantissime emozioni, ma soprattutto hanno già definito le griglie sia per quanto riguarda i play-out che i play-off. A te Federica. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.
Ancora in diretta su Video Mediterraneo con la puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta tra le 19 e le 21 con il calcio dilettantistico. Questa settimana chiudiamo il progetto di sala stampa di penalty tra le 21 e le 22:15, mentre invece prosegue tra le 22:15 e le 23 lo spazio dedicato al calcio al 5, ovvero il penalty futsal, che comunque dalla prima settimana di maggio, dalla prima domenica di maggio, si sposterà appunto tra le 21 e le 22. Allora, parliamo di eccellenza. Sono stati già definiti sia i play-out che i play-off, ma soprattutto sono già venuti fuori le due squadre che il prossimo anno disputeranno il campionato di Serie D. Nel frattempo voglio salutare l'arrivo anche dell'allenatore della Massimiliana, Alfio Torrisi. Ciao. Buonasera. Alfio, ben trovato. Grazie, hai perso la finale play-off, siete rimasti in terza categoria, in seconda categoria, però insomma il Presidente poi più tardi lo sentiremo, il progetto di andare in prima c'è sempre. Ma ci sono tutti i presupposti anche per il ripescaggio. È stata una partita stregata, mi hai detto. È stata una partita che poteva andare meglio. Sicuramente. Vabbè, però già il fatto di aver fatto una finale playoff è una cosa importante. Andiamo, no? Anche senza fare la semifinale, fra l'altro. Tra l'altro appunto avete distaccato notevolmente anche le altre squadre. Allora, parliamo di eccellenza, abbiamo subito i risultati insieme a Federica, il commento con i nostri ospiti, ma soprattutto con Carmelo Puglisi, e anche un collegamento telefonico. A te, Federica. Atletico Campofranco, Dattilo Noir 3-2. Gela, Cus Palermo 4-0. Camarat, Libertas 2010 2-1. Mazzara, Raffadali 2-2. Mussomeli, Folgore Selinunte 2-1. Paceco, San Cataldese 1-2. Parmonval, Alba Alcamo 1-2. Profavara, Castelbuono 5-2. Vittoria importantissima del Gela, che condanna praticamente il CUS Palermo al campionato di promozione della prossima stagione, ma nel frattempo la squadra del presidente Tuccio insomma, ritorna prepotentemente anche in una categoria importante, ovvero la Serie D. In classifica il 64 punti del Gela premiano la squadra appunto di Bruccoleri, e il prossimo anno sicuramente sarà una delle protagoniste della Serie D. Classifica che vediamo già in schermata, ce la legge come al solito la nostra Federica. Gela 64 punti, San Cataldese 62, Dattilo Noir 53, Paceco 48 punti, Alba Alcamo 47, Castelbuono 43, Folgore Selinunte, Mazzara e Atletico Campofranco 41 punti, Parmonval 40, Mussomeli 39, Camarat 34 punti, Profavara 33, Raffadali 31, Cus Palermo 30, chiude la classifica Libertas 2010 con 11 punti. Abbiamo una schermata che riassume praticamente tutto il quadro completo di questo girone A del campionato di eccellenza. Abbiamo il Gela promosso appunto in Serie D. Per quanto riguarda la griglia dei playoff, la San Cataldese giocherà direttamente la finale contro la vincente di Dattilo Noir Paceco, mentre per quanto riguarda la griglia dei playout, Mussomeli giocherà contro i Raffadali, il Camarat giocherà in casa contro il Profavara. Retrocedono in promozione il CUS Palermo e la Libertas 2010. Possiamo già organizzare questo collegamento telefonico con il mister che ha vinto questo campionato, Totò Bruccoleri. In attesa del collegamento voglio sentire giustamente il commento dei nostri ospiti, ma anche quello di Carmelo, che ha seguito per intero questo girone A e anche il girone B. Verdetto corretto, nel senso che il Gela ha meritato durante tutta la stagione una rosa importante, valori tecnici nettamente superiori alle altre. Onore alla San Cataldese che ha tenuto per tutto il campionato il passo di uno squadrone del genere, ma il posto di del Gela e di questo gruppo è in Serie D. È vero. Possono già partire delle immagini riguardanti la vittoria importante del Profavara in casa contro il Castelbuono. Le immagini sono di Calcedonio Iacuzzo, vittoria per 5-2 che ha permesso il Profavara di avere anche una posizione importante per quanto riguarda i play-out, ma soprattutto ci rendiamo conto che anche la griglia dei play-out è una griglia ingarbugliata. Mussomeli, che l'anno scorso ha quasi sfiorato insomma la promozione, quest'anno invece
giocherà i play-out, lo stesso Camrat, i Raffadali che insomma hanno agguantato sul filo di lana i play-out, ci fanno capire che insomma i play-out saranno veramente molto intensi. Ma il Mussomeli è in una situazione rischiosa perché il Mussomeli di fatto aveva la salvezza a portata di mano, ha perso punti nelle ultime settimane e dovrà scontrarsi con un Raffadali che è in buona condizione, mentre una partita assolutamente incerta quella fra Camarat e Profavare. Il Camarat nell'ultimo mese e mezzo ha fatto una bella rimonta, addirittura rischiava la retrocessione diretta fino a inizio metà febbraio, adesso ha recuperato alcuni punti importanti che gli hanno consentito quantomeno di disputare i play-out, tra l'altro con la possibilità di giocare sul campo amico di Cammarata. Siamo sempre in attesa di collegarci con tre protagonisti di questo girone. Ma invece Ettore va Sì. sottolineato comunque in previsione playoff, Sì. il derby tra Paceco e Dattilo. È vero. Insomma, rivalità sentitissima, squadre della stessa città, È vero, per la è vero. possibilità di andare a sfidare la San Cataldese per poi andare ad effettuare gli spareggi interregionali. Certo. Quindi Dattilo Noir con Formisano che ha disputato un grandissimo campionato, l'ho sentito proprio un paio di minuti prima della diretta, speriamo sempre di collegarci. Evidentemente ci sono dei festeggiamenti sia per quanto riguarda la San Cataldese ma soprattutto insomma mister Bruccoleri del Gela che sta festeggiando alla grande questa ennesima promozione, perché l'anno scorso dalla promozione all'eccellenza, quest'anno dall'eccellenza. Bruccoleri è uno alla Serie B. specialista, ha già vinto il girone A con il Ribera, se non vado errato 4 anni fa, è un tecnico assolutamente preparato, di grande esperienza, di grande personalità. Tra l'altro I risultati sono dalla sua. I risultati sono dalla sua, tra l'altro lui il Ribera lo ha salvato dopo avercelo portato in Serie D, quindi è anche un tecnico che conosce bene anche la quarta serie, è un vincente, io credo che su questo non si possa discutere. Abbiamo il collegamento adesso con il mister della San Cataldese, siamo riusciti a recuperarlo dopo questa bella vittoria fuori casa, in casa appunto del Paceco per 2-1. Mister Marcenò, pronto? Mister? Sì, salve. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, ciao Rosario, pregherei Salve, cortesemente salve. di alzare un po' il volume del ritorno qui in studio perché io lo sento bassissimo. Rosario, allora, vittoria importante fuori casa, un po' inutile, tra virgolette si fa per dire inutile perché quando si vince fuori casa è sempre un risultato positivo. Adesso aspettate lo scontro Dattilo-Paceco e poi continuate ancora a sognare a San Cataldo. Sì, innanzitutto oggi abbiamo perso 3-2, non so, forse vi è arrivato il risultato sbagliato. Abbiamo Addirittura. perso 3-2. Allora chiediamo scusa perché a noi ci hanno comunicato un risultato evidentemente totalmente sbagliato, avete perso 2-1 anziché avere vinto 2-1. Chiedo scusa sia agli spettatori Sì, che anche a te. però non cambia niente. Ora, come No, detto non tu, cambia niente aspettiamo il effettivamente ai fini risultato della classifica, è vero. Sì, aspettiamo il risultato del playoff tra Paceco e Dattilo e poi vedremo chi incontreremo e cercheremo di continuare questa avventura che abbiamo iniziato. È stato un campionato molto intenso, per qualche settimana probabilmente lo scontro con il Gela insomma poteva fare la differenza, l'ha fatta sia all'andata, l'ha fatta anche al ritorno, però probabilmente questo Gela, almeno per questa stagione, insomma forse aveva qualche cosina in più di voi? Ma sicuramente aveva quel pizzico di esperienza che a me è mancata, che gli ha permesso alla fine di fare il salto in categoria. Noi siamo sempre una squadra giovane e un pochettino questa, la gioventù un pochettino nei momenti cruciali ci ha fregato, però è stato bello fino all'ultima giornata portare tenerlo vivo questo campionato e alla fine ha trionfato il Genoa. Certo. Mister, in base a quello che ha visto oggi alla partita odierna, in finale preferirebbe ritrovare il Paceco o il Dattilo? Oggi che partita è stata? Diciamo che è stata una partita da ultima giornata, un grandissimo caldo, dei ritmi molto blandi, non è stata una vera e propria partita. Incontrare l'uno l'altra è indifferente perché tutte e due sono delle bellissime squadre che hanno fatto un grande campionato, quindi chiunque sarà il nostro avversario sapremo che ci sarà da lottare, da spingere veramente i denti.
Certo. Mister, a questo punto io credo che comunque qualsiasi risultato arrivi da questi playoff, il campionato della San Cataldese è stato un campionato di una certa qualità. Hai detto bene, hai avuto la squadra giovanissima, noi ci siamo incontrati qualche settimana fa e sottolineavi il fatto che comunque all'interno del tuo gruppo ci sono tantissimi ragazzi che sono anche volendo il futuro di questa San Cataldese. No, ma sicuramente, io l'ho definito come un campionato stratosferico per noi, perché già l'anno scorso avevamo fatto qualcosa di importante ed era difficile ripetersi. Invece quest'anno non solo ci siamo migliorati, siamo arrivati per giunta a giocarci fino al campionato, fino all'ultima giornata, quindi è un campionato importantissimo della San Cataldese e ha permesso di valorizzare tantissimi giovani che sono il futuro di questa società. Certo, ma poi tu sei un allenatore giovane, quindi questa è la dimostrazione che il progetto della San Cataldese non prevede soltanto giocatori giovani, ma anche allenatori giovani da mettere in mostra e magari appunto ottenendo dei risultati che possono dare qualità alla San Cataldese e grande esperienza anche a te direttamente. In bocca al lupo, allora ci sentiremo e ci vedremo presto. Va bene Crepi, una buona continuazione. Grazie, grazie. Era Rosario Marcenò, allenatore della San Cataldese, una squadra giovanissima che comunque ha disputato un campionato di altissimo livello. Una realtà di altissimo livello che secondo me, se tengono la barra dritta in questa fase, se non abbassano la guardia, la Serie D è possibile e fattibile anche per loro. Tra l'altro, Calogero, una Serie D che la San Cataldese ha disputato anche per parecchio tempo, no? È una squadra, è una società, è una cittadina che ha comunque voglia di ritornare in quella fetta di campionato che un po' gli compete. Sì, tra l'altro gli ultimissimi campionati di Serie D io ho giocato a San Cataldo. E quindi conosci bene, per questa la mia era una domanda nel diretta. 2002. Intanto voglio sottolineare una piccola cosa, secondo me sono i vincitori morali, tra virgolette, di questo campionato, perché dare vincente il Gela era scontato. Sì. E se mettiamo sul piatto della bilancia i soldi spesi dal Gela e quelli della San Cataldese, c'è un abisso. E se non c'è un euro gol al 94esimo a Gela e finisce in parità quello scontro, tutto è aperto, tutto è possibile. Questo quindi è secondo me sono i vincitori morali. Poi a San Cataldo, da quando hanno fatto il campo in sintetico, meraviglioso, tra l'altro, è meraviglioso, una struttura fantastica. Io quando c'ero io ero in terra battuta ed era difficile giocare lì. Adesso con quella struttura sicuramente fare un campionato, il massimo campionato insomma dilettantistico, diventa veramente certo bello. Poi la griglia dei playoff è sempre una griglia un po' difficile, sono sempre no? partite secche, infatti, può succedere di tutto. Farai la partita in casa, però ma poi dopo devi sempre andarti a scontrare contro l'altra vincente dell'altro girone, quindi insomma è sempre un terno all'otto. È difficile, però loro hanno la potenzialità e le capacità per poter andare avanti fino alla fine. È vero. Torrisi, tu che ne pensi per quanto riguarda il discorso riguardante i playoff tra Dattilo e Paceco? Chi vedi favorita? Ma guarda, questo è un derby, quindi secondo me gli può succedere di tutto. Anche se attualmente è chiaramente... Poi tra l'altro Ettore, la cosa bella di questa sfida, il Dattilo parte avvantaggiato. Non c'è fattore campo. E infatti. Certo, non c'è fattore campo, cioè è veramente un derby. È veramente un derby. È un derby a tutti gli effetti. Sì, è un derby a tutti gli effetti, però il Dattilo lo gioca da certo, casa. Sempre ha due gioca in casa per i risultati. Gioca in casa, ma gioca, se non sbaglio, giocano ancora a Custonaci loro. Quindi nemmeno diciamo neanche una vera e propria casa. È vero. Allora dovremmo avere... Abbiamo l'allenatore del Dattilo, Massimo Formisano. Pronto Massimo? Pronto Massimo, buonasera, ben trovato. Allora... Sì, non sento molto bene. Mi senti? Vediamo un po' di attivare un po' meglio il collegamento. Pronto Massimo? Potete alzare un po' il volume perché sento lontanissimo. Va bene, cercherò di gridare, però ti rubo soltanto pochi minuti perché siete di ritorno. Anche perché sto sul pullman. Infatti. Allora, adesso c'è la griglia dei playoff. Il campionato vostro per alcune settimane è stato contrassegnato dalla sorpresa generale. Bel calcio, risultati importanti, primo posto anche in classifica. Poi c'è stato probabilmente qualche momento di appannamento, però siete rimasti sempre in questa griglia importante dei playoff, quindi il campionato credo che comunque vada è da segnare con tante stelline. Sì, strepitoso, senz'altro.
partiti con altre ambizioni, poi ci siamo trovati lì via dicendo, credo anche meritandolo, insomma abbiamo giocato veramente delle splendide partite, poi come hai detto tu verso la fine c'è stato un calo, ma sono state 3 partite, soprattutto quella dopo Cammarata, in cui magari abbiamo capito che il Gela diventava irraggiungibile, come era normale che fosse, abbiamo mollato un po', però poi siamo stati bravi a riprenderci col Mussomeli, insomma poi un ottimo pareggio a Marsala, a Mazzara, insomma è per dimostrare che comunque abbiamo fatto un gran campionato, cioè siamo giocati alla grande col Gela e penso che abbiamo dimostrato anche lì di essere un'ottima squadra, di avere delle idee importanti, di essere riusciti a mettere in campo ciò che ci siamo prefissati, quindi sicuramente da fare un applauso ai miei ragazzi, alla società che mi è stata vicina, Certo, e insomma è certo, un motivo certo. di orgoglio per me aver disputato questo grande campionato col Dattilo. Tra l'altro, mister, adesso arriva il difficile perché dovrete rimanere concentrati perché c'è la possibilità di arrivare quantomeno alla finale playoff e c'è un derby da affrontare. La cosa più difficile è questa, riuscire a mantenere la concentrazione alta, così come è stato fino a domenica scorsa. E poi niente, poi c'è un derby davanti, voi sapete che in questi 2 anni abbiamo fatto solo 2 pareggi e 2 sconfitte col Paceco, quindi sicuramente un ostacolo, non dico insormontabile, ma un ostacolo importante. Per riuscire a batterlo sicuramente dovremmo sudare le proverbiali 7 camicie, però i ragazzi credo che ce la metteranno tutte perché insomma abbiamo fatto delle grandi cose e cercheremo di arrivare fino alla fine. Massimo, di te si parla probabilmente anche di un cambio panchina, una panchina anche un po' più pesante rispetto al Dattilo, con grande rispetto chiaramente anche alla società del Dattilo, però le voci che arrivano qui tra Modica, Catania parlano di un Formisano molto richiesto anche tra eccellenza interregionale, lo dico io. Questo può farmi solamente piacere, vuol dire che stiamo lavorando bene, niente, ti ripeto, qui ho avuto la possibilità di lavorare tranquillamente, la società mi ha sempre messo nelle migliori condizioni di lavorare e questo è importante, come avete visto i risultati non si ottengono subito immediatamente, qui c'è un lavoro di 4-5 anni dietro, per cui devo ringraziare senz'altro il Dattilo che mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare, tutta la dirigenza, il direttore e poi i ragazzi che si sono messi sempre a mia completa disposizione. Perfetto. Bene Massimo, allora ti auguriamo ancora buon lavoro perché la stagione chiaramente non è finita adesso, anzi probabilmente arriva il momento più importante, arriva il momento più importante. Ti auguriamo buon lavoro, un in bocca al lupo a tutti i tuoi ragazzi e anche un in bocca al lupo alla società e ci sentiamo presto. Cresi, vi ringrazio e buon proseguo anche a voi. Grazie, grazie. Massimo Formisano, allenatore della Dattilo Noir. Guarda che ne parlano veramente bene di Massimo. Ma Cioè, Massimo non volevo fare una pubblicità a spicciola. è un allenatore importante, è un personaggio importante del calcio È vero, siciliano, è vero. prima ancora che un allenatore. È vero, è vero. E tu conoscevi Massimo Formisano? Ho avuto il piacere di batterlo 2 anni fa. Guarda, nella un po' come Coppa, l'ha detto. in semifinale di Coppa Italia, Sì, e è poi noi vero. siamo andati in finale. Sì, è vero, è vero. È un allenatore di cui si parla molto bene Giocava nell'ambiente. molto bene il Dattilo, Sì, sì. 2 anni fa io Tra sono l'altro, stato. insomma, Dattilo che è un quartiere quasi di Trapani. È una cioè, frazione, è una la più frazione, importante cioè, frazione di Paceco. sì, ma rimane sempre come se fosse un quartiere perché è vicino Trapani, vicino Paceco, insomma, quindi già avere creato un progetto in eccellenza con la prospettiva dell'interregionale è già una mega È frutto di un gran stagione. lavoro, È frutto quindi- di un gran lavoro, è vero, è vero. Allora, noi siamo sempre in attesa, anzi siamo già proprio collegati con l'allenatore che ha vinto questo girone A del campionato Pronto? di eccellenza. Parliamo di Totò Bruccoleri. Mister, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Buonasera mister, state festeggiando già sicuramente, no? Perché insomma una stagione certo, intensa, certo. lunga, difficile e credo che a questo punto lo possiamo anche gridare ad alta voce, Non so se lei meritatissima. mi sente in questo momento. È stata una vittoria importantissima, meritata, un gruppo che insomma l'ha seguita con molta abnegazione e credo che a questo punto buona parte di questo gruppo penso possa fare bene anche in Serie D la prossima stagione, o sbaglio? Abbiamo fatto un giro di anni di ritorno, una cavalcata impressionante, abbiamo recuperato tanti punti insomma, che ci distaccavano dalla vetta facendo un grande lavoro, un gruppo che si è amalgamato abbastanza bene, che ha dato continuità al lavoro con una grande cultura e alla fine penso che i risultati
Senta mister, ma a questo punto voglio dire, questo campionato le ha regalato tantissime soddisfazioni, ma c'è stato il momento in cui sembrava che la San Cataldese potesse creare qualche problema, insomma, in classifica. Voi l'avete ampiamente superato questo momento, ma lo diamo questa San Cataldese oppure c'è qualche altra squadra che l'ha impressionata notevolmente? Guarda, penso che il Dattilo Noir sia stata quella squadra di federazione all'inizio che ha condotto per tanto tempo il campionato in testa alla classifica. Poi è chiaro che la San Cataldese insomma seguiva passo dopo passo anche il cammino del Dattilo. Sì. Diciamo come c'eravamo pure noi, però nel momento in cui noi abbiamo trovato la giusta quadratura poi abbiamo, diciamo così, non solo raggiunto loro nella classifica, ma poi l'abbiamo anche scavalcato. Il margine di vantaggio fino alla penultima giornata erano di 5 punti. È vero, è vero. Nel ritorno abbiamo fatto un grande campionato. È Devo vero, dare è vero. merito alla San Cataldese che fino all'ultimo insomma ci ha creduto e ci ha inseguito, per cui Chiaro. merito anche a loro. Gela che tra l'altro insomma va in Serie D la prossima stagione, ma con un obiettivo importantissimo, penso, da parte di tutta la dirigenza, questa Lega Pro che ritornerebbe alla grande appunto in questa bella città che è Gela, ed è una piazza che merita ampiamente per i trascorsi già fatti questa Lega Pro. Lei è d'accordo? Sì, sinceramente sì, come blasone, penso che ha fatto per tantissimi anni la Serie C, insomma, è abituata, diciamo così, a cavalcare questi palcoscenici importanti. Non dimentichiamo che il Gela è partito dalla terza categoria e stasera si ritrova in Serie D. Giusto, sottolineare questa cosa è giustissimo. Io penso che il Gela merita dei palcoscenici molto molto ambiziosi. Io penso che abbia fatto un grande lavoro sia l'anno scorso che quest'anno. Insomma. È vero. Due campionati di seguito. Abbiamo Carmelo Puglisi che deve farle una domanda, mister. Mister, l'impressione è che questo gruppo sia già pronto per una Serie D e per una Serie D di alto livello, e soprattutto sia lei che la società non rifarete quello che avete fatto l'anno scorso. L'anno scorso, dopo avete vinto la promozione, vi siete separati, la società voleva fare un campionato del sestamento, poi l'ha richiamata, avete cambiato programmi in corsa. L'impressione che invece l'anno prossimo partite subito per vincere e questo gruppo abbia già l'intelaiatura per provare a vincere subito. Intanto vi dico che per il momento ci godiamo questa vittoria fino al campionato. Bisogna anche prematuro parlare diciamo, di progetti futuristici. Io le dico che a bocce ferme poi sicuramente magari ci sarà un lavoro di programmazione, però in questo momento non mi sento di dirle niente perché considero che questa è una festa per noi, dobbiamo diciamo così godercela 2 o 3 giorni, poi ci riposiamo e poi giusto. Presidente sicuramente riposo assoluto. Prima commentavamo in studio, prima di collegarci con lei, che lei è un vincente, ha vinto 2 volte la promozione, 2 volte l'eccellenza, si è salvato in Serie D, probabilmente è venuto anche il momento... Non dimentica qualcuno, lei, se uscivamo stasera il campionato penso che averne vinte 8. Tra l'altro, mister, forse è venuto il momento anche per lei di provare il professionismo. Guarda, io sono stato diciamo, un lavoratore del professionismo, sono stato tanti anni anche dietro le quinte dei professionisti collaborando con tanti allenatori, per cui io sinceramente sono diciamo, quello che mi sono cresciuto da solo. Insomma, Da primo allenatore diciamo, proprio da allenatore dalla porta primo principale. No, sinceramente no, ho avuto questa esperienza, l'ho fatto sì, da primo allenatore, i professionisti non li ho fatti anche perché non ho diciamo, il patentino per fare i professionisti. Vabbè, però se lei frequenta il corso quando allenerà in Serie D, la probabilità insomma, di prendere questo benedetto testino di seconda categoria che le può permettere di allenare tra i professionisti penso che sia meritato, mister. Cioè, voglio dire, con il suo curriculum... Vincere il campionato di Serie D e accedere al corso già automaticamente. Certo, no? certo. Anche perché io sto preparando la domanda per il corso di Coverciano che inizia il giorno 9 giugno. Noi la vediamo bene per i professionisti. Sicuramente quest'anno farò il corso e poi magari sarò abilitato come UEFA di seconda categoria. Bene, però per adesso riposo, perché giustamente dopo le fatiche di questa stagione bisogna un po' riposarsi, poi dopo con calma... Guarda, io sono
grande lavoratore, un grande americano, non ho mai rilasciato nessun tipo di intervista pur avendo vinto tanto, non mi vado pavoneggiando da destra e sinistra. Ma sappiamo le sue qualità di umiltà, mister, le conosciamo, infatti noi siamo contenti. Appunto, sono uno che vivo in una maniera tranquilla, un carattere un pochettino bizzarro, però riesco anche, Bene, bene. diciamo così, a smussare dagli angoli determinate situazioni. Perfetto, mister, noi la ringraziamo, le auguriamo buona festa perché sicuramente a Gela questa sera si festeggerà alla grande e speriamo di averla ospite prestissimo anche qui a Penalty. Grazie, È un mister. grande piacere, quando volete il mio numero ce l'avete, io approfitto per salutare a tutti i vostri Perfetto, a telespettatori. proposito di saluti, mister, guardi che qui in studio c'è Calogero Lavaccala che vuole salutarla. Ah sì, un piacere, grazie. Ciao Totò, complimenti. Ciao Calogero. Senti una cosa, ma quando la finisci di vincere il campionato e ci dai spazio a noi giovani? Vabbè dai, Calò, anche tu insomma ti stai cimentando in questo lavoro. Sicuramente penso che verrà pure per te il momento giusto poter festeggiare. Bisogna crederci nel lavoro. Bravo, che mister, fatto, bisogna non crederci. mollare Ci mai. incontriamo a Sciacca, ci vediamo a Sciacca, ci mangiamo un po' di pesce e mi insegni qualcosa. Con grande dai. piacere, Calò, tu lo sai, là, Ciao, tu sei di Totò. casa, ma io sono anche una persona che sciacca, sono voluto bene, per cui Bene, bene. sono bene. di casa anche a casa tua. Ciao Totò. Mi è piaciuto questo Ciao siparetto. Calogero. Benissimo, grazie mister, buona festa e ci vediamo presto. Grazie a Va Totò. bene, arrivederci, grazie. Totò Bruccolere, allenatore vincente del Gela. E così eventualmente, ma ci inviti pure noi di Penalty eventualmente a mangiare il pesce a Sciacca. Sciacca a casa mia. Benissimo, ok. Allora proseguiamo, oppure facciamo una cosa, ci fermiamo perché c'è la pubblicità e poi subito parliamo del girone B del campionato di eccellenza, perché anche lì, insomma, classifiche definitive. L'abbiamo già anticipato la scorsa finita settimana. la regular season. Diceva Virtus, aveva già vinto secondo me già dalla settimana scorsa, però adesso è ufficiale. Allora ci lanci la pubblicità e poi subito il girone B di eccellenza. Sì, Ettore, abbiamo un altro piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.